Come spesso accade, almeno in questa legislatura, si parte in un modo con una proposta e dopo un percorso lungo, impegnativo, complicato delle volte in Commissione, si arriva da un'altra parte, in un luogo diverso dal quale si era partito. In questo caso devo dire per fortuna, e voglio ringraziare i colleghi, il Presidente della Commissione seconda, perché devo dire che dall'elaborazione iniziale al prodotto finale che arriva in quest'Aula, almeno una parte delle storture e delle irregolarità sono state sanate, ma su questo vorrei parlare più approfonditamente dopo. Non posso non rilevare come l'ambizione di chiamare questa legge cantiere veloce sia oggettivamente un'ambizione eccessiva, essendo alla fine, dopo il risultato del percorso di cui vi ho parlato in premessa, un progetto di legge che in realtà è composto da modifiche per lo più derivanti dall'entrata in vigore del decreto 77 del 2021 e dall'assunzione a rango in una norma regionale di quanto già previsto dal testo unico dell'edilizia, rappresentando dunque quel non senso dal punto di vista legislativo su cui si sono interrogati molti consiglieri prima di me nella seduta di ieri. Se queste sono le premesse, e quindi un testo molto rimaneggiato, molto ridimensionato, che si limita nella stragrande maggioranza dei casi a raccogliere indicazioni di norme già esistenti di rango superiore, devo registrare una metodologia di lavoro che io trovo discutibile, per non dire profondamente sbagliata, di questo Consiglio regionale. E mi riferisco al fatto che non si riesca mai a proporre un testo completo, innovativo, anche coerente con il momento storico che stiamo vivendo, che certamente vede la crisi del comparto edilizio come uno dei temi attorno a cui interrogarci, ma che vede anche la crisi economica più generale al centro della nostra discussione, che contemporaneamente alla crisi dell'edilizia, lo dico al consigliere Valdegamberi che ha proposto questo PDL, vede anche la crisi climatica e le difficoltà che l'ambiente ci ripropone, che dovrebbero essere altrettanto al centro della nostra discussione, così come il grande tema del consumo di suolo, che dovrebbe essere al centro del cantiere del Veneto. Guardi, consigliere, io l'ho ascoltata, le chiederei davvero di ascoltare anche il mio intervento con tutta la buona volontà che posso metterci nel tentare di essere collaborativa e di proporle dei punti di vista. E penso anche che questo momento storico debba essere affrontato con una particolare attenzione alle difficoltà degli enti locali, che si trovano spesso coinvolti in un marasma di normative che si incrociano e che spesso, anziché semplificare, come detto ieri, finiscono per complicare la vita degli enti locali e dei cittadini. E non a caso però nella discussione di ieri si è parlato di come il comparto dell'edilizia sia un comparto attorno a cui si può costruire un incentivo al rilancio dell'economia in generale. Questo è assolutamente vero ed è qua che dovrebbe entrare in campo la politica. Cioè, credo che sia finito il tempo in cui per la politica il rilancio del settore edilizio possa corrispondere esclusivamente a nuove edificazioni o a nuovo consumo di suolo o a nuove forme di surrettizio condono. Lo dico perché negli anni '80, negli anni '90 il nostro Paese è stato condotto secondo questa logica, per cui per rilanciare o lanciare l'economia si era pensato ad investire in una grande trasformazione urbana fatta appunto di nuove edificazioni, nuove urbanizzazioni, e quello era un modello che era coerente sia per la fase economica che il nostro Paese stava vivendo e anche perché forse ancora non c'era una consapevolezza piena di quanto le conseguenze di quel tipo di politiche avrebbero fatto pagare un conto salatissimo alle generazioni future. Ed è sta qui la differenza nell'interpretare gli atti di indirizzo, di sviluppo delle politiche anche nel comparto edilizio, tra chi propone il bonus del 110% e chi propone, come in questo caso, l'ennesimo condono. E del resto stiamo parlando della Regione che ha investito energie e risorse, ad esempio, nel fantomatico piano casa, che ormai ha fatto danni nei nostri territori e che è stato certamente un elemento rilevante nella costruzione del consenso della Lega in questi territori,
perché è stato evidentemente uno strumento che ha intercettato il bisogno e la necessità del singolo cittadino di ampliare la propria casa con regali di cubatura. Ma la differenza tra il singolo cittadino e il legislatore dovrebbe stare qui. Il singolo cittadino si occupa del benessere suo personale, il legislatore dovrebbe avere a cuore il benessere della comunità. E quindi con queste premesse oggi ci troviamo ad un intervento che si limita, dicevo, ad attuare quanto già previsto da altre norme nazionali, e lo fa, a mio giudizio, in due modi: o sostanzialmente replicando contenuti che hanno già rango di legge, e in altri casi inserendo però elementi ambigui e di dubbia interpretazione. E questo avviene in alcuni casi, credo, per la poca attenzione del legislatore, ma in altri casi per una volontà surrettizia di procedere appunto nel segno del consumo del suolo, come dicevo prima in riferimento ad esempio al piano casa. E mi riferisco in particolar modo all'articolo 2 e all'articolo 3. L'articolo 2 che cerca di individuare gli interventi che secondo la Regione del Veneto dovrebbero considerarsi di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, e lo si fa mettendo dei paletti che in realtà, anziché definire meglio e restringere il campo di applicazione, surrettiziamente lo vogliono ampliare. E la stessa cosa avviene con l'articolo 3, dove in realtà si dice che si vuole solo rendere più chiara e semplificare le fasi per l'approvazione delle varianti urbanistiche cosiddette semplificate, e in realtà si costruiscono le condizioni per ampliare ulteriormente il ricorso a questo strumento per intervenire nella pianificazione territoriale dei territori. Ma a parte questi articoli, ce ne sono a mio giudizio un paio che pongono davvero dei problemi seri. Il primo, e vado veloce perché il tempo sta per scadere, è l'articolo 5, che introduce la possibilità da parte dei comuni di monetizzare nel caso in cui gli interventi di cambio di destinazione d'uso non consentono il reperimento degli standard previsti. Ora, anche in questo caso il punto non è negare l'evidenza, cioè negare il fatto che delle volte alcuni interventi necessari siano irrealizzabili perché non ci sono fisicamente gli spazi per questi standard, ma introdurre in maniera così diretta il principio della monetizzazione, a mio avviso, è molto pericoloso, perché produrrebbe un effetto non controllabile, non controllato da parte degli enti locali. L'altro grosso problema è quello previsto dall'articolo 7, quello che riguarda le tolleranze per lo stato illegittimo dell'immobile. Ora, il problema esiste ed è, credo, esploso nella sua violenza in riferimento in particolar modo alle necessità del bonus collegate all'utilizzo del bonus 110%. Ovviamente, però, la proposta messa in campo dal proponente, da questa amministrazione, è molto discutibile, perché far coincidere l'assetto dell'immobile con quello rilevato in sede di abitabilità o agibilità, che ricordo sono atti che si limitano all'accertamento igienico-sanitario e che nulla hanno a che vedere con gli aspetti edilizi, è un principio fortemente discutibile, tanto che già nella precedente legislatura questo Consiglio aveva tentato un'operazione simile, che era stata impugnata dal Governo e condannata dalla Corte Costituzionale, proprio perché avevano letto dietro quel tentativo una sorta appunto di condono surrettizio. E il rilievo della Corte, che la Corte ha fatto a questa Regione, è che la potestà legislativa per i congedi e per i condoni edilizi non è della Regione, che è invece la potestà legislativa per quanto riguarda le norme di natura urbanistica, ma invece dello Stato. E peraltro questa formulazione dell'articolo 7 è ancora più incomprensibile rispetto al fatto che il Governo ha già risolto il problema per noi, perché nel decreto semplificazione è già previsto che per gli immobili costruiti in un'epoca antecedente l'obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo si deve desumere dalle informazioni catastali. Ora, se è vero che il problema dipende dal fatto che prima del 77 il progetto sostanzialmente che veniva depositato in comune raramente corrispondeva al progetto realizzato, perché fondare lo stato di legittimità su un titolo, agibilità o abitabilità,
che ha diciamo, rilevanza solo dal punto di vista igienico-sanitario e non sull'atto catastale, come peraltro il Governo ha già deciso. Quindi anche in questo caso rischiamo, e vado a concludere, di intervenire in modo scorretto dal punto di vista delle competenze tra Stato e Regioni e anche inutile, perché c'è una norma di rango superiore che detta una indicazione diversa da quella che noi proviamo a mettere in legge. Quindi per queste ragioni, queste sono alcune delle ragioni per le quali io credo che questo progetto di legge andrebbe ritirato e rivisto completamente.